percorso nascita. Perché il percorso nascita voglio che lo vediate fisicamente, voglio che capite esattamente di che cosa si tratta, voglio che vediate quella convenzione, voglio pure che facciate con me tutto il percorso sul territorio per garantire quei servizi che in questo momento non ci sono. Perché mi dispiace, consigliere Oretti, se lei ritiene che io sia venuta su questo territorio soltanto in campagna elettorale, sbaglia. Perché io continuo a venire in questo territorio e mi fa piacere vedere delle persone che vedo costantemente della provincia di Gorizia, con cui mi rapporto costantemente e con cui stiamo facendo quel lavoro che io mi auguro anche questo Consiglio faccia. E qual è questo lavoro che vorrei che questo Consiglio facesse? Proprio perché il Consiglio Comunale desse di nuovo centralità alla città, scrivendo quella vocazione territoriale che questa città deve ritrovare in fretta. Perché, ripeto, non è solo una questione di punto nascita. Sulla sanità la garanzia vi viene data dal Presidente della Regione. Io sarò qua tutti i mesi mi potrete insultare e chiedermi conto di quello che farò sulla riforma della sanità. E non vi prenderò in giro, vi racconterò, perché vedete che ci metto sempre la faccia, quello che si può fare e quello che non si può fare, quello che riesco a garantire e quello che non riesco a garantire. Io lo faccio, ma voi fate lo stesso con i vostri cittadini, tutti i giorni. L'elezioncina della Serracchiani. La maestra Serracchiani ci ha detto come dobbiamo fare i consiglieri comunali. Grazie.